da solo. Da solo. Alle prime luci del mattino. Alle prime luci del mattino. Purtroppo ogni mattina mi sveglio e ovvio sto già incominciando a odiare un po' il mondo. La luce mi nuoce, c'ho male alle ossa. Tra l'altro ho la pressione bassa. Schiaffeggio contro voglia la sveglia. Mi alzo e vado a pisciare di pessimo umore. Da anni la scena è sempre la stessa. Per forza c'ho la pressione bassa. Oltretutto deve essere festa, vorrei essere come una talpa che vegeta e basta. Ma lo specchio del bagno è spietato e mi attende. Non c'è niente di meglio di un uomo in mutande. C'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. C'ho l'ansia. C'ho l'ansia. In uno dei miei rari momenti di lucidità ho avuto un'illuminazione così folgorante che lì per lì mi ha spaventato. La libertà fa male, anzi, malissimo. Come mi piaceva la mia mamma quando mi diceva guai a te, stupenda. E la maestra quando mi bacchettava le mani, certe no, che purtroppo quelle maestre lì non ci sono più e i bambini crescono con le mani belle lisce, ma deficienti. Purtroppo anch'io ormai da tempo non ho nessuno che mi dica cosa devo fare. Posso fare quello che voglio. Sono rovinato. Perché è solo nella costrizione che si aguzza l'ingegno. Mi spiego meglio. Un uomo in catene sa benissimo quello che vuole togliersi le catene. E allora lotta, ringhia, si dibatte, tende i suoi nervi, tira fuori tutta la sua energia e libero, sono libero, sono libero, sono libero, libero. Oddio come sono libero. E pian piano i muscoli della sua faccia si rilassano, si afflosciano, lasciando intravedere i chiari sintomi di una tristezza progressiva e infinita. Dopo un po' ingrassa anche, ma è chiaro
è la lotta per la libertà che fa bene. La libertà fa malissimo a tutti. Ma i danni maggiori si riscontrano e risultano più evidenti negli spiriti creativi, negli artisti, nei liberi pensatori. Alt, qui ci vuole la censura. Sì, un bel censore, o addirittura, non mi vergogno a dirlo, un uomo forte, autorevole. Qualcuno che ci dica cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Sì, ma chi? La mia maestra. La mia maestra va lì una sulle dita. Siamo talmente preoccupati per il sopruso fatto su un singolo individuo che non ci preoccupiamo affatto per il sopruso che subiscono tutti gli altri individui costretti a sorbirsi una valanga di cazzate. Se qualcuno mi domandasse se sia meglio una società repressiva dove un genio venga isolato e considerato un imbecille pericoloso, o una società libera dove qualsiasi imbecille pericoloso possa diventare un genio, non avrei dubbi. Sceglierei sicuramente la seconda, ma con un po' di preoccupazione. Perché se abbiamo già sperimentato quanto faccia male una dittatura militare, non sappiamo ancora quanto possa far male la dittatura della stupidità. C'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. C'ho anche un sacco di cose arretrate, devo fare di tutto. Quasi la cosa migliore è tornarsene a letto. Domenica mattina, sdraiato mi sento pesante, penso alla gente che compra le paste, che ascolta la messa. Anche il mondo ha la pressione bassa, anche il mondo ha la pressione bassa. C'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. Grazie. C'ho l'ansia. Filosofo overground, nessuno sa che sto ricostruendo le nuove basi della vostra vita. Sono un teorico del mondo, mi faccio carico delle coscienze e dei travagli di ogni civiltà, e c'ho una bella responsabilità, sempre in uno dei miei rari momenti di lucidità mi sono guardato allo specchio e mi sono accorto che anche il mio pensiero aveva bisogno di un lifting. Al momento ho attribuito questa mia defiance a un mio precoce rincretinimento senile. Poi mi sono guardato intorno e non è
è che mi sia sentito intelligente, però mi sono consolato. Sono un filosofo overground, uno che pensa con la propria testa e c'ho già in mente di salvare l'uomo dal gran disastro ambientalista. Sono un filosofo overground, la mia dialettica è così globale che ho l'idea di proiettarmi oltre all'euforia multirazziale. Sto valutando mille soluzioni per risanare questa società e c'ho una bella responsabilità, c'ho una bella responsabilità. Ecco, grazie. Ho capito che un uomo oggi meno esprime il suo pensiero, meglio è. Tutt'al più può esprimere un parere. Ma i pareri, si sa, sono come i coglioni, ognuno c'ha i suoi. E così a poco in me è maturata l'idea che il mondo cosiddetto occidentale europeo, antica culla della civiltà, avrebbe proprio bisogno di un nuovo pensatore, fresco e pieno di vigore. No, per carità, non intendo candidarmi. Non sono né fresco né pieno di vigore e soprattutto non sono un pensatore. È che ho soltanto la sensazione che in questi nostri tempi pensare voglia dire vivere in un piccolo cimitero. Sono un filosofo overground, uno che pensa con la propria testa e c'ha già in mente di salvare l'uomo dal gran disastro ambientalista. Sono un filosofo overground, uno che pensa con la propria testa e c'ho già in mente un articolo sull'Eros nel mondo post-capitalista. L'uomo è una scimmia di media statura, deve crescere ancora, se non pensa non è colpa mia. No, non è colpa mia. Il tema è che bisognerebbe ridare vita alla filosofia che è morta, poverina. Certo, una nuova filosofia che sappia illuminare la mente e riscaldare il cuore dell'uomo del terzo millennio. Solo che filosofare oggi, così ridotti come siamo, è come se in una gelida giornata d'inverno farsi addosso una pisciatina per sentire un po' di teporino. Fondo a destra, Raul. Sono un filosofo overground, nessuno sa che sto ricostruendo le nuove basi della vostra vita. Sono un teorico del mondo, mi faccio carico delle coscienze e dei travagli di ogni civiltà. E c'ho una bella responsabilità, L'uomo è in declino da più di 100 anni, fa soltanto dei danni, d'altra parte fa quello che può. L'uomo è una scimmia di media statura, deve crescere ancora, se non pensa non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia. Una logica ormai acquisita è che l'uomo è provvisorio e che ha un senso un po' precario della vita. Ma morire è un gesto innaturale che di solito è accettato per un dato più statistico che razionale. Se io sapessi cosa mi fa bene, cosa mi fa male, nella marea di cose e di persone che ho intorno, se non tradissi le mie pulsioni vere, potrei sul serio diventare un uomo pluricentenario, forse eterno. Bah, forse aspirare all'immortalità è un po' eccessivo, lo so, ma quando uno si innamora di una teoria, a volte si lascia prendere la mano.
Se io sapessi quanto sono strani i miei pensieri ed emozioni, se avessi letto un po' meglio il mio libretto di istruzioni, se io sapessi d'un tratto, io sapessi se quando sono nato i miei hanno ringraziato Dio o hanno imprecato. Se io sapessi uscire allo scoperto, se io mi fossi accorto che mio fratello o qualcun altro mi voleva morto, se io sapessi bla 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 al di là delle parole, che il mio inferno infantile sarà sempre presente al mio fianco, al mio capezzale. Se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi perché la mia salute fa delle cose un po' insensate e non riesco nemmeno a spiegarmi una banale gastrite, se io sapessi, che bello se sapessi se quando soffro per amore mi convenga toccare il fondo o andarmene a ballare, se io sapessi scegliermi un amante, se io sapessi veramente distinguere un delirio idiota da un intelligente, se io sapessi se sia meglio essere fedele e in ossequio alla morale rinunciare tranquillamente a una scopata celestiale, se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi le mie fatiche umane, le commedie quotidiane, se fosse certo che almeno io mi voglio un po' di bene, se io sapessi, magari io sapessi se ho dato ai figli il giusto amore o sono stato, come quasi tutti, un padre di mestiere, se io sapessi se lei che è così forte e condivide la mia sorte sarà schierata comunque per sempre dalla mia parte, se io sapessi se nel nostro convivere civile, in questo abbraccio generale, c'è anche chi piangerà veramente al mio funerale, se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, cosa fa bene, cosa fa male, così va bene, così fa male, con gli altri fa male, in piedi va male, seduti va bene, fa male, la socialità fa bene, fa male, stare in gruppo fa male, se io sapessi socialmente, intellettualmente, spiritualmente, artisticamente, igienicamente, pateticamente, mentalmente, incongruentemente, se io sapessi cosa fa bene, fa male, perché fa male, se io sapessi fisicamente, più concretamente, spiritualmente, arcaicamente, ancestralmente, primordialmente cosa fa bene, cosa fa male, se io sapessi. Grazie. Basta fare ordine nelle proprie cose. Basta fare ordine nelle proprie cose. Non parlo dello stato di caos in cui ormai vivo, sì, questa casa è diventata un disastro. Da un po' non faccio più venire neanche la donna delle pulizie. Mi vergogno, anzi, c'ho paura. D'altronde è noto che non è l'ordine esterno che mette in pace le coscienze. Una casa pulita e perfetta quasi sempre tende a celare una sottile forma di sporcizia del proprietario. L'importante è l'ordine interiore. L'importante è fare chiarezza nelle proprie cose, dico quelle della vita, del presente, del passato. E io lo faccio. Forse.
Disteso sopra il letto, non so bene da che parte cominciare. La stanza è in silenzio, si è sentito il click di un registratore. In uno dei miei rari momenti di lucidità mi sono guardato allo specchio e mi sono accorto che anche il mio pensiero aveva bisogno di un lifting. Al momento ho attribuito questa mia defiance a un mio precoce rincretinimento senile. Poi mi sono guardato intorno e non è che mi sia sentito intelligente, però mi sono consolato. Sono un filosofo overground, uno che pensa con la propria testa, e c'ho già in mente di salvare l'uomo dal gran disastro ambientalista. Sono un filosofo overground, la mia dialettica è così globale che c'ho l'idea di proiettarmi oltre all'euforia multirazziale. Sto valutando mille soluzioni per risanare questa società e c'ho una bella responsabilità, Ecco, grazie. Ho capito che un uomo oggi meno esprime il suo pensiero, meglio è. Tutt'al più può esprimere un parere. Ma i pareri, si sa, sono come i coglioni, ognuno c'ha i suoi. E così a poco in me è maturata l'idea che il mondo cosiddetto occidentale europeo, antica culla della civiltà, avrebbe proprio bisogno di un nuovo pensatore, fresco e pieno di vigore. No, per carità, non intendo candidarmi, non sono né fresco né pieno di vigore e soprattutto non sono un pensatore. È che ho soltanto la sensazione che in questi nostri tempi pensare voglia dire vivere in un piccolo cimitero. Sono un filosofo overground, uno che pensa con la propria testa e c'ho già in mente di salvare l'uomo dal gran disastro ambientalista. Sono un filosofo overground, uno che pensa con la propria testa e c'ho già in mente un articolo sull'Eros nel mondo post-capitalista. L'uomo è una scimmia di media statura, deve crescere ancora, se non pensa non è colpa mia. No, non è colpa mia. Il tema è che bisognerebbe ridare vita alla filosofia che è morta, poverina. Certo, una nuova filosofia che sappia illuminare la mente e riscaldare il cuore dell'uomo del terzo millennio. Solo che filosofare oggi, così ridotti come siamo, è come se in una gelida giornata d'inverno farsi addosso una pisciatina per sentire un po' di teporino. Fondo a destra, Raul. Sono un filosofo overground, nessuno sa che sto ricostruendo le nuove basi della vostra vita. Sono un teorico del mondo, mi faccio carico delle coscienze e dei travagli di ogni civiltà. E c'ho una bella responsabilità, L'uomo è in declino da più di 100 anni, fa soltanto dei danni, d'altra parte fa quello che può. L'uomo è una scimmia di media statura, deve crescere ancora, se non pensa non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia.
acquisita è che l'uomo è provvisorio e che ha un senso un po' precario della vita. Ma morire è un gesto innaturale che di solito è accettato per un dato più statistico che razionale. Se io sapessi cosa mi fa bene, cosa mi fa male, nella marea di cose e di persone che ho intorno, se non tradissi le mie pulsioni vere, potrei sul serio diventare un uomo pluricentenario, forse eterno. Bah, forse aspirare all'immortalità è un po' eccessivo, lo so, ma quando uno si innamora di una teoria, a volte si lascia prendere la mano. Se io sapessi quanto sono strani i miei pensieri ed emozioni, se avessi letto un po' meglio il mio libretto di istruzioni, se io sapessi d'un tratto, io sapessi se quando sono nato i miei hanno ringraziato Dio o hanno imprecato. Se io sapessi uscire allo scoperto, se io mi fossi accorto che mio fratello o qualcun altro mi voleva morto, se io sapessi bla 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 al di là delle parole, che il mio inferno infantile sarà sempre presente al mio fianco, al mio capezzale. Se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi perché la mia salute fa delle cose un po' insensate e non riesco nemmeno a spiegarmi una banale gastrite, se io sapessi, che bello se sapessi se quando soffro per amore mi convenga toccare il fondo o andarmene a ballare, se io sapessi scegliermi un amante, se io sapessi veramente distinguere un delirio idiota da uno intelligente, se io sapessi se sia meglio essere fedele e in ossequio alla morale rinunciare tranquillamente a una scopata celestiale, se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi le mie fatiche umane, le commedie quotidiane, se fosse certo che almeno io mi voglio un po' di bene, se io sapessi, magari io sapessi se ho dato ai figli il giusto amore o sono stato, come quasi tutti, un padre di mestiere, se io sapessi se lei che è così forte e condivide la mia sorte sarà schierata comunque per sempre dalla mia parte, se io sapessi se nel nostro convivere civile, in questo abbraccio generale, c'è anche chi piangerà veramente al mio funerale, se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene, cosa mi fa male, cosa fa bene, cosa fa male, così va bene, così fa male, con gli altri fa male, in piedi va male, seduti va bene, fa male, la socialità fa bene, fa male, stare in gruppo fa male, se io sapessi socialmente, intellettualmente, spiritualmente, artisticamente, igienicamente, pateticamente, mentalmente, incongruentemente, se io sapessi cosa fa bene, fa male, perché fa bene, perché fa male, se io sapessi fisicamente, più concretamente, spiritualmente, arcaicamente, ancestralmente, primordialmente cosa fa bene, cosa fa male, se io sapessi. Grazie. Basta fare ordine nelle proprie cose. Basta fare ordine nelle proprie cose. Non parlo dello stato di caos in cui ormai vivo, sì, questa casa è diventata un disastro. Da un po' non faccio più venire neanche la donna delle pulizie. Mi vergogno, anzi, c'ho paura. D'altronde è noto che non è l'ordine esterno che mette in pace le coscienze. Una casa pulita e perfetta quasi sempre tende a celare una sottile forma di sporcizia del proprietario. L'importante è l'ordine interiore. L'importante è fare chiarezza nelle proprie cose, dico quelle della vita, del presente, del passato. E io lo faccio. Forse.
disteso sopra il letto. Non so bene da che parte cominciare. La stanza è in silenzio. Si è sentito il click di un registratore. Perché io sono qui, che son venuto a fare. Mi dispiace, non ne sento più il bisogno. Non so che cosa dire, cosa posso raccontare. Una storia o forse un sogno. Dentro di me, 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 dentro di me. Mi ricordo che correvo, il mio corpo mi seguiva, era un corpo primitivo, ma la mente lo tirava. La mia mente che trascinava il mio corpo nudo, eravamo in due fra me e me, un elastico. Me, fuori di me, fuori di me, fuori di me. Era mio quel corpo umano che a fatica mi seguiva, che chiedeva di andar piano, ma la mente continuava, ed il corpo che mi sembrava così pesante come faticava, trascinato da un elastico. Dio, che senso di paura, vedere il filo teso, già vicino alla rottura. Non tiene più l'elastico, non tiene più l'elastico, di colpo fuori e dentro. Un bambino si è spezzato. Non spingete, mi fate male, non posso uscire, c'è troppo buio. Voi mi schiacciate contro il muro. Lui camminava senza filo. Ho paura di morire. Aveva visto un sole nero. Non mi possono toccare, no. Io sono dentro la bottiglia, sono chiuso dentro, non posso uscire. C'è troppo spazio tra me e me. Mi sento fuori di me, la mia testa fuori di me, il mio corpo fuori di me. La mia mente galleggiava in una strana dimensione e mi ricordo con paura di una lucida visione. Il mio corpo così lontano come fosse morto, abbandonato, e non c'era più l'elastico. Come si fa? Come si fa a mettere a posto le cose
senza sapere mai nel tuo profondo quello che sei e tu stai vivendo, senza sapere mai nel tuo profondo quello che sei. Nascosti nell'inconscio, sono un atavico richiamo. I mostri che abbiamo dentro che vagano in ogni mente, sono i nostri oscuri istinti e inevitabilmente dobbiamo farci i conti. I mostri che abbiamo dentro, silenziosi, insinuanti, sono il virus egoista che senza complimenti domina e conquista. Il virus egoista che senza complimenti domina e conquista. I mostri che abbiamo dentro ci spingono alla violenza che quasi per simbiosi si è incollata alla nostra esistenza, la nostra vita civile, la nostra idea di giustizia, uguaglianza, la convivenza sociale è minacciata dai mostri che sono la nostra sostanza. I mostri che abbiamo dentro, i mostri che abbiamo dentro, i mostri che abbiamo dentro ci fanno illanguidire di fronte a quella idea che spudoratamente continuiamo a chiamare amore. I mostri che abbiamo dentro sono insaziabili e funesti, sono il potere a tutti i costi, ma anche chi lo odia soltanto per invidia. I mostri che abbiamo dentro ci ispirano il grande sogno di un Dio severo e giusto, con l'atavico bisogno di Allah e di Gesù Cristo. I mostri che abbiamo dentro ci inculcano idee contorte e il gusto sadico e morboso di fronte a immagini di morte. La nostra vita responsabile e cosciente, la nostra fede nel giusto e nel bello è un equilibrio apparente che è minacciato dai mostri che abbiamo nel nostro cervello. Signore e signori, i mostri che abbiamo dentro crescono in tutto il mondo. I mostri che abbiamo dentro ci stanno devastando. Signore e signori, i mostri che abbiamo dentro, che vivono in ogni mente, che nascono in ogni terra, inevitabilmente ci portano alla guerra, inevitabilmente ci portano alla guerra, inevitabilmente ci portano alla guerra. I mostri che abbiamo dentro, i mostri che abbiamo dentro. Allora, Moretti,